il sindaco che sono ultimi quanti? 60. Ultimi 60 giorni. Un applauso. Grazie del cuore ad Alessandro e a tutta la sua squadra e a due sue squadre, perché del secondo mandato. Con Alessandro è iniziata per scherzo questa avventura, no? E era in bomba, adesso si sente. non si sente. Adesso sentilo? Siete d'accordo? Va bene, Ok? senza? No. Allora, dicevo che l'avventura con Alessandro è iniziata per scherzo e a fine 10 anni che Alessandro, assieme alle sue squadre, sta governando Godega, e penso che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Insomma, non serve essere leghisti o del Forza Italia o di un partito di maggioranza per capire cosa è stato fatto a Godega. Alessandro fra l'altro manda anche a fine anno un giornalino nel quale si vede come che era la prima Godega, e Godega, Piazzano e Vivano, e come che è oggi. Da parte mia, siccome devo andare anche a un'altra cena a Portogruaro del Consiglio regionale su un'azienda agricola, volevo solo dire una roba, che in questi giorni hai due argomenti. Perché che non sente? Va via in fondo! Vuol dire che state a rispondere te sente. Non mai trovato che non sente che risponde. Te lo devi aver imparato dopo tutti gli anni da fare comidia. Se continua a rispondere, no, so anche io, Tomè, che è stato ben consigliere provinciale, oltre che idraulico, era l'autore del bonsai pentito. No, a parte gli scherzi, esistono due argomenti sui quali l'amministrazione regionale è impegnata, e due argomenti che sta a cuore a tutti noi altri. Il primo, succede sempre a Castello del Sorello, se deve essere stato a me. Ecco qua, allora dicevo, mi sentite? Che nei due argomenti importanti in questi giorni, che obiettivamente ne porta via un sacco di tempo da un mese a questa parte in particolar modo. Uno è la pedemontana, l'altro è l'autonomia. La pedemontana oggi è in Italia la più grande infrastruttura e il più grande cantiere presente sul territorio nazionale. Sono quasi 100 km di superstrada, 2 miliardi 258 milioni di euro, 38 comuni attraversati e 16 caselli. Per dare una dimensione, questa strada parte dalla 27 a Villorba e finisce sulla 4 dopo Vicenza. Vuol dire che tutti noi altri dei nostri territori entriamo a Conegliano, se dovete andare a Milano, Vicenza, Verona e fino a Pedemontana, cioè da questi territori più nessuno andrà per Mestre, per capirsi, perché è molto più breve, perché da Conegliano ad arrivare a Vicenza si mette circa 50 minuti con la pedemontana nuova. La strada ha una soluzione, nel senso che non deve presentare una soluzione, purtroppo il governo ne ha abbandonato. Questa è una strada che si può finire in 3 anni, e ben presentato un progetto, qualcuno dopo si lamenta per il discorso delle tasse, parliamo anche delle tasse. E da quando che su mia regione non si applica tasse, i soldi non prelevati dalle tasse dei Veneti è circa 9 miliardi di euro in 7 anni che sono andati. E avete semplicemente chiesto di poter avere un mandato, andare a trattare, e per andare a trattare con l'impresa costruttrice bisogna avere in mano un assegno da 300 milioni di euro. Siccome i 300, ciao, se lo dai anche a Tony del resto. In realtà è semplice, siccome i 300 milioni di euro noi vengono, il mandato era quello di farlo mettendo una tassa, però anche qua non è detto che alla fine la pagherei la tassa, devo fare prima la trattativa e capire come che alla fine questa trattativa. La tassa colpisce 2 veneti su 10
fino a 28.000 euro del reddito pro capite non si paga, a 30.000 euro del reddito pro capite annuale si paga 3 euro al mese per un anno, però ripeto, ancora non è nulla da deciso se non è mandato ad applicare la tassa. Nel giro di un mese e mezzo sarete che morte che morire. Detto questo, la strada si finisce in 3 anni. Il governo ovviamente fa del tutto. Ieri ho fatto più incontri a Roma e anche l'altro ieri, sia con il Presidente del Consiglio che con i ministri e quant'altro. Loro è ovvio che oggi in questo momento il governo è totalmente assente, nell'altro con gli altri che non hanno viene da ridere, ma al di là dei soldi che non è il problema dell'assistenza giuridica, perché comunque il contratto che mi darò a firmare con la ditta che è dentro, che è in difficoltà, è un contratto che prevede alla fine un giro dei soldi di 1 miliardo e 100 milioni di euro, per cui bisogna togliere la responsabilità di firmare il contratto e lo firma me. Avem pareri legali per tutto, però insomma a Roma aiuto zero. Spero che cambi a Roma. Autonomia, se fa il referendum. Allora, in Veneto si fa il referendum non perché il governo ne fa fare, perché abbiamo vinto una causa noi altri contro il governo, è durato un anno questa causa, la Corte Costituzionale ha dato ragione al Veneto e siamo la prima regione in Italia dal 1948, da quando esiste la Costituzione, che è autorizzata a fare un referendum. Allora, non stai venirmi a dire che il referendum tanto vince il sì, perché bisogna votare. Allora, lo si farà se riesce prima dell'estate, però non è che anche con la storia della Pedemontana preferire non accavallare le robe. Male che vada, tra ottobre e novembre massimo se fa il referendum. È importante che tutti i veneti vai a votare, perché il grande risultato dell'affluenza alle urne è sotto il referendum più che il risultato del sì. E noi altri diciamo sempre che non è il referendum mio, della Lega o di qualcun altro, è il referendum dei veneti. I veneti il giorno dopo li puoi dare all'anima e dirmi non sono andato a votare perché non sono d'accordo con Zaia e con la Lega. Guarda che si poteva tutti. E non è che uno può dire non vai a votare perché non è un referendum di un partito, è un referendum di tutti i partiti. Capì una roba che il giorno dopo, in base ai risultati, mi viene fuori la forza per andare a trattare. Però qualcuno dice ma il Veneto non diventerà mai regione autonoma. Non è vero, perché la Costituzione, all'articolo 116, prevede che alle regioni si può delegare fino a 19 competenze. Allora se noi altri ne delega tutte queste competenze siamo come Trento e Bolzano, è scritto in Costituzione. Dal 2001 a oggi, che è l'anno nel quale è stato fatto l'articolo della Costituzione, non è stata una regione che ha una delle 19 competenze. Ovvio che Roma non le dà queste competenze, però se si va al voto e se va in maniera pesante, che comincia a avere affluenza del 70-80%, capì che la roba cambia perché te va a Roma e te pone una questione. Se poi qualcun'altra soluzione può diventare autonoma e fa altro che dire come che si fa. Mi so che bisogna farli nella legalità e seriamente. Il referendum non lo fai per strada con i gazebo, serve il certificato elettorale dove andare ai seggi come al solito, là trovi gli scrutatori, trovi le urne, trovi le cabine elettorali, trovi i militari che fa guardia ai seggi, alla fine si fa il sfoglio e vengono fuori anche i risultati. Cioè una roba seria sul referendum. Però la forza, ripeto, che ne viene data agli altri è solo direttamente proporzionale a quanti che va a votare. Quindi l'impegno che ognuno degli altri deve ciapparsi è quello di convincere vicini, amici, parenti e tutti di andare a votare quel giorno. Se vota per modificare l'orario dalle 7 del mattino alle 11 del sera, è una domenica, sarà solo una domenica, quindi attenzione perché qui che non vuole che passi l'autonomia andare a dire in giro che si potrà votare anche lunedì, non so penso che fa, si vota solo la domenica dalle 7 del mattino alle 11. I risultati li vedi direttamente la domenica sera e mi spero che siano risultati forti. Se non che saranno risultati, la cartellina dell'autonomia sarà lì, è chiuso, basta tu dei parole a casa nostra, o in l'autonomia, o in Assoluta Trento Bolzano, chiuso. Questo... Gli altri il giorno dopo abbiamo già un bel progetto da presentare. E ricordo anche che con questo referendum nasce la questione veneta. Cioè nasce la questione veneta vuol dire che qualsiasi governo che va a governare, che sia del centro, destra, sinistra o quello che è, comunque dovrà confrontare
con una regione che è l'unica in Italia che è andata al voto per l'autonomia. Il quesito sarà: vuoi tu che la Regione Veneto, vuoi che la Regione Veneto abbia ulteriori forme di autonomia? Chi che crede che il Veneto deve essere più autonomo deve scrivere sì, chi che lo vuole più centralista e legale a Roma scrive no, e chi che no. È fondamentale che tutti vadano a votare, anche quelli che votano no, perché il referendum ha un valore se va tutti a votare, e dopo che sarà anche chi che si astiene, chi che annulla la scheda, però è fondamentale andare a votare. Non aggiunge altro la Roson, Arezzo, prima che deserto, ma oggi viene la campagna elettorale delle comunali, e chi crede del nostro comune o anche chi non è del nostro comune e che ha amici in giro, che mai dei residenti qua, l'aiuto è ben accetto. Insomma, adesso immagino che i ragazzi poi presenterà la squadra, il candidato, quello che sarà, è fondamentale che tutti vedano la mano. Grazie.